Siamo con Carlo Orlando, una tripletta oggi in una partita bellissima con la Belpassese. Ti sei immolata anche quasi fisicamente alla fine, però avete perso. Sì, dai, diciamo, abbiamo dato il massimo, ci abbiamo messo tutto l'impegno disponibile, ma come dire, abbiamo sudato, abbiamo cercato di fare tutto il possibile per portare a casa questi 3 punti, ma non ce l'abbiamo fatta. L'importante è che ci abbiamo messo l'impegno, tutto l'impegno, ecco. È meglio della partita rispetto a ieri, che diciamo che siamo stati un po' così, non eravamo tanto decisi, ma oggi eravamo più tonici, diciamo, perché questo sport più ti alleni più stai meglio. Questo è andata così, abbiamo perso, ma va bene lo stesso, l'importante è l'impegno. Si chiedono tutti, tu è incredibile come al primo anno sulla sabbia nel beach soccer Lega Nazionale Dilettanti subito sei entrato nel clima, ti sei abituato, addirittura convocato per uno stage nazionale. Come hai fatto a ambientarti così velocemente? Di solito i giocatori ci mettono 1 o 2 anni. Guarda, io sono sincero, dal calcio al beach soccer abbiamo fatto un salto, devo azzerare tutte le regole del calcio, ricominciare tutto da capo. Figurati, non mi aspettavo una cosa del genere, sono stato proprio entusiasta, orgoglioso di questa convocazione nazionale, ma come dire, è stato veramente un motivo d'orgoglio questo. Sì, come dicevi tu, è difficile magari dal calcio arrivare subito a certi livelli, infatti non me l'aspettavo manco nemmeno io da me stesso, però evidentemente se sono arrivato a questi livelli diciamo che c'ho qualcosa, dai, noi puntiamo su quello, ci impegniamo.